Buongiorno a tutti, bentornati, io sono Sara Ferrarese e siamo di nuovo insieme per continuare il nostro progetto Muoversi Conoscendo, uno stimolo all'attività motoria e uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine, Città Sane. Partiamo in piedi oggi. Quindi rilassiamo le nostre ginocchia, i nostri piedi morbidi, possiamo fare dei piccoli movimenti in cui pieghiamo alternativamente ginocchio destro e ginocchio sinistro, rilassando le spalle e oscillando delicatamente. Inspirate col naso, espirate con la bocca. Bene, partiamo dalla parte alta ora e inspirando andiamo a compiere delle semicirconduzioni, quindi ruoto il collo, il mento scivola verso il basso a destra e a sinistra. Inspiro, espiro nella parte attiva del movimento, quando ruoto il collo verso il basso per il momento, ancora qualche ripetizione insieme, dentro l'aria, fuori l'aria, mento allo sterno, dentro l'aria e fuori l'aria scendo. Torno al centro e ora le mie semicirconduzioni saranno col mento rivolto verso l'alto. Quindi ruoto il collo, il mento sale, espiro e mi fermo sulla spalla. Dentro l'aria, fuori l'aria, sguardo al soffitto, inspiro, ancora espiro. Inspiro e fuori l'aria a lungo, non devo sentire male al collo, ma il movimento deve essere fluido e piacevole. Inspiro e espiro, torno. Da qui, movimento del cassetto, quindi immagino un pomello sul mio naso, espirando allungo il collo, protraendomi in avanti, inspiro, torno in linea. Fuori l'aria allungo il più possibile e inspiro, torno in linea. Fuori l'aria allungo senza oscillare col corpo. Sto muovendo solo il collo e la testa. Fuori l'aria allungo come una tartaruga che esce dal guscio. Fuori l'aria e inspirando torno in linea. Continuiamo con gli arti superiori, inspirando adesso faremo delle sforbiciate con le braccia, inspiro, le braccia salgono verso il soffitto, espiro, scendono lungo i fianchi. Il movimento parte dalla scapola, la scapola inspiro dovrà muoversi lungo la schiena, scivolando e spostando durante il suo tragitto le braccia, perciò mani, avambraccio e braccio morbide e rilassate. Ci concentriamo solo su quelle ossa piatte dietro la nostra schiena, le scapole appunto, che permettono il movimento. Inspiro, espiro, scendo. Collo sempre lungo, ben disteso, i miei orecchini pendenti, non devono toccare mai le spalle, neanche quando le braccia si sollevano e le dita cercano il soffitto, quindi collo sempre lungo. Mi fermo con le braccia parallele al pavimento, inspirando ruoto palmi al soffitto, espiro palmi al pavimento, dentro l'aria palmi al soffitto, fuori l'aria. Collo bello lungo, colonna con le sue curve naturali. Inspiro e espiro, quindi immaginate il nostro corpo tra due pareti, una avanti e una dietro, e di non doverle toccare durante il movimento. Inspiro e espiro. Rilassiamo le braccia. Proseguiamo con gli arti inferiori. Pieghiamo leggermente le ginocchia, questo ci permetterà di respirare meglio, quindi espiro, sollevo una gamba e la divarico, tocco con il piede lateralmente, dentro l'aria torno a riappoggiare il piede nello stesso punto in cui l'ho sollevato. Espiro, divarico, inspiro, torno al centro, espiro, divarico, inspiro, torno al centro, espiro, divarico, tocco con la punta del piede il pavimento, inspiro, torno al centro. Ancora una volta, espiro, divarico, inspiro, torno al centro. E l'ultimo, fuori l'aria, dentro l'aria, torno a riappoggiare il piede a terra.
Da qui adesso andrò a sollevare un tallone, espirando, e poi l'altro. Inspiro, torno al pavimento col tallone destro e tallone sinistro alternati, quindi dentro l'aria, fuori l'aria sollevo e dentro l'aria torno. Se ho bisogno di un aiuto posso appoggiarmi al muro per svolgere questo movimento, altrimenti se mi sento abbastanza sicuro provo una sfida in più e mi allontano dalla parete. Fuori l'aria sollevo e dentro l'aria torno. Infine, per sciogliere, solleviamo alternativamente tallone destro e tallone sinistro, inspiro e espiro. Inspiro, espiro. Questa può essere una variante se non vi sentite sicuri a compiere il movimento precedente. Piego le ginocchia tenendole parallele e oscillo le braccia. Ultimo esercizio per l'oggi. Inspiro e espiro. Le ginocchia si piegano, non incrociandosi mai, non unendosi mai, ma rimanendo parallele, come se le gambe fossero due binari del treno. Oscillo con le braccia morbide, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria. Ancora qualche ripetizione e termino. Grazie anche per questa pratica insieme. Vi ricordo che questo incontro lo potrete trovare sul portale che è spettacolo.info. Grazie.